Questo canale, l'acqua di questo canale adesso confluisce qua avanti a noi nel tagliamento, il tagliamento poi sfocia subito qua avanti nel mare Adriatico. Noi siamo a Bibbione e siamo a Bibbione per farvi fare con noi questo percorso molto interessante che prevede piste ciclabili, che prevede sistemazioni di territorio a fini turistici, a fini di sviluppo rurale, perché qui sono intervenuti i finanziamenti del programma di sviluppo rurale, ovvero di questi soldi che dall'Europa vengono, in questo caso la Regione Veneto, per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Non solo questo quest'oggi, ma vi parleremo anche di difesa dei nostri diritti, in particolare di quelli dei consumatori, e poi andremo a vedere una bella area, quella di Valle Vecchia, che è proprio qua vicino, in comune di Caorle, dove anche lì sono stati fatti interventi e dove c'è un'area di grande pregio, dove la natura e l'agricoltura si incontrano per dare un servizio a tutti quanti noi. Allora, benvenuti, noi siamo qui, Mimmo Vita vi accompagnerà insieme con Claudio De Stefani. Sigla. Siamo a Bibbione dove peraltro il GAL Veneto Orientale, insieme proprio con il Comune, ha messo a punto una serie di interventi bellissimi, perché questa è una zona splendida, che voi, per migliorare allora l'offerta, far venire la gente qui e capire che qua c'è anche natura importante, cosa fate? Abbiamo, grazie appunto al PSR, sviluppato diversi progetti sul territorio, anche al fine di collegare lo stesso all'entroterra, attraverso peraltro questo straordinario fiume alpino che hanno certificato come più bel fiume alpino d'Europa, e quindi con delle piste ciclabili, soprattutto con questo turismo quindi lento che tutti ormai auspicano ci sia in una località turistica. Abbiamo sviluppato progetti di piste ciclabili che arrivano proprio dal Faro, che è qua vicino a noi, e che dopo circa 40 km lungo il fiume si concludono fin sulla provincia di Pordenone, per poi collegarsi ad altre progettualità. Giratagliamento, vero? Il giratagliamento. Tutto questo poi vi ha portato a un beneficio? Assolutamente sì, però io ritengo che proprio la certificazione EMAS, che è una certificazione di qualità ambientale su area vasta, per la prima volta applicata in una località intera, debba essere ancora di più conosciuta, e anche le 22 bandiere blu consecutive, di cui 18 consecutive, che certificano la qualità, la pulizia delle nostre acque e del nostro ambiente, devono venire ancora più valorizzate e fatte conoscere, perché oggi il turista chiede questa qualità dell'ambiente. Però i soldi sono pochi e quindi bisogna andarli a prendere dove esistono. Bisogna andarli a prendere dove esistono, bisogna credere nelle progettualità dei contributi europei che vengono naturalmente transitati attraverso la Regione Veneto sta facendo molto, il nostro GAL devo dire che è un'eccellenza. Allora qui a San Michele al Tagliamento, Bibbione, queste opportunità sono state colte, complimenti, e certamente dobbiamo tutti quanti essere veramente in campana, perché i soldi ci sono, basta andarli a cercare. Allora grazie Sindaco, Grazie a voi. Noi continuiamo e adesso andiamo a parlare di altre cose ma sempre molto belle. Claudio De Stefani. Sono ben 1677 le domande per interventi di ammodernamento presentate e 106 milioni di euro il totale degli aiuti richiesti. Il 30 settembre le graduatorie definitive di Avepa. C'è tempo fino al 25 settembre per consultare la documentazione e inviare le osservazioni sugli effetti ambientali del nuovo PSR. Tutte le informazioni su regione.veneto.it. 13 misure, 45 interventi, oltre 1 miliardo di risorse. Tutte le informazioni sulle proposte del PSR Veneto nell'area dedicata del portale piave.veneto.it.
Grazie Mimmo, mi trovo a Bibione quest'oggi per una conferenza stampa importante. Parliamo di consumatori. Il tema era consumatori in piazza. Ne parlo con Walter Rigobon, che è segretario regionale di Adiconsum, che è capofila di questo progetto. È vero segretario? Sì, siamo capofila di un progetto che coinvolge altre 4 associazioni in tutte, Lega Consumatori, Feder Consumatori e Unione Nazionale Consumatori. Sostanzialmente di che cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa che replichiamo già per il secondo anno di tutela e assistenza ai consumatori andando noi da loro. Quindi non più nelle sedi fisse, ma faremo degli sportelli volanti e itineranti su tutto il Veneto, volte appunto a dare assistenza e consulenza ai consumatori che magari non ci conoscono le attività che facciamo. Ma soprattutto dare ai consumatori la giusta informazione, difenderli. Sì, noi il nostro scopo principale, la missione è proprio quella di tutela e di difesa dei consumatori, proprio le associazioni hanno questa finalità ed è quello che facciamo con una iniziativa che credo sia unica in Italia, proprio andando noi alla ricerca del consumatore, quindi siamo noi che ci avviciniamo per coloro che non ci conoscono, ma soprattutto per dare assistenza e consulenza. Tutto questo fino alla fine dell'estate nelle piazze più importanti del Veneto. Continueremo a parlarne naturalmente, grazie segretario. La linea adesso ritorna al nostro Mimmo Vita. E ci siamo trasferiti sempre qui nel Veneto orientale a San Stino di Livenza. Siamo qui in questa frazione che si chiama Corbolone perché qui c'è un bel intervento, siamo qui con il sindaco e con Simonetta Galasso. Allora sindaco Matteo Cappelletto, qua il fiume La Livenza era un po' la vita allora di questa comunità. Sì, attorno al fiume si è edificato e sono cresciuti i centri urbani di questo territorio e quindi è stato un intervento che abbiamo ritenuto doveroso e opportuno fare proprio perché questa zona viene non solo dal punto di vista ambientale, come si diceva, ma anche dal punto di vista per la presenza di alcune ville domenicali, per la presenza di un importante centro come la chiesa di San Marco Evangelista, un cinquecentenaria, è sicuramente una zona dal punto di vista culturale, ambientale e paesaggistico molto fruita, turisticamente molto interessante, che abbiamo cercato di valorizzare in questo modo. Ecco, allora grazie sindaco. Simonetta Galasso, allora voi come mai avete allora accettato la proposta, voi come GAL, e poi soldi abbiamo detto e lo diremo ancora, programma di sviluppo rurale? Certo. Sì, questo è un intervento molto interessante che è stato finanziato proprio nell'ottica dell'obiettivo principale che si propone di raggiungere il programma di sviluppo locale Itinerari, Paesaggi e Prodotti della Terra, in quanto il programma prevede appunto la realizzazione di itinerari di pregio storico, ambientale e naturalistico nell'ambito di una valorizzazione globale complessiva del territorio ambito di intervento dei fondi dedicati proprio al finanziamento di questi progetti di sviluppo. Ecco, allora vedete come Regione e Unione Europea attraverso questi fondi si interessano appunto del territorio e mettono in relazione il territorio, l'agricoltura, il turismo e lo sviluppo generale. Cose molto interessanti a cui tutti siete chiamati appunto a fare riferimento perché ci sono opportunità e quindi mi raccomando in campana. Non abbiamo terminato e continuiamo allora con il nostro viaggio e linea a Claudio. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Con la nostra trasmissione vi porteremo a scoprire i parchi e le aree naturali del Veneto, luoghi suggestivi e straordinari quest'oggi. Siamo in compagnia di Lorenzo Furlan, che è dirigente del settore ricerca agraria di Veneto Agricoltura. Benvenuto alla nostra trasmissione. Benvenuti a Valle Vecchia. Beh, innanzitutto dove ci troviamo? Io posso dire tra Caorle e Bibione, ma è restrittivo questo. Siete in un posto speciale perché è l'ultimo tratto di spiaggia del nord Adriatico non edificato, quindi un'area speciale.
Area naturale, abbiamo detto, quella di Valle Vecchia, zona di naturale prestigio naturalmente, però qui c'è un po' di uomo che è intervenuto, diciamolo pure, a fin di bene, è il caso di dirlo. Sì, l'area è stata rinaturalizzata, era un'area bonificata, una delle ultime bonifiche del Veneto completata nel 1966. Poi dopo la bonifica è stato partito un grosso progetto di rinaturalizzazione con la creazione di zone umide, l'ampliamento della pineta, ed è diventato un luogo ad altissima biodiversità, perché concentrato in un'area di meno di 1000 ettari ci sono dei biotopi unici, per cui per esempio c'è il 50% delle specie di uccelli d'Italia sono presenti nelle aree di Valle Vecchia. Che cosa possiamo vedere a proposito di fauna qui, alle nostre spalle, è il caso di dirlo? Qui alle nostre spalle c'è la zona umida Falconera, che è una delle zone umide, diciamo, a media salinità, che ospita parecchie specie. Qua dietro ci vediamo le folghe e i cigni sicuramente in questo momento, ma il numero di specie è elevatissimo, e non solo di uccelli, ma di insetti, di anfibi e di molti gruppi presenti qui. Si parla anche di agraria però in questa zona. La specialità di Valle Vecchia è che unisce a un ambiente naturale unico e molto diversificato anche un'agricoltura a elevatissima efficienza, innovativa, con un numero elevato di prove sperimentali, alcune di livello europeo. Insomma, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, abbiamo sicuramente stimolato la vostra fantasia, la vostra curiosità per saperne di più. Vedete, sta apparendo il sito internet sul quale potete cliccare per saperne di più. Ringrazio Lorenzo Furlan e ringrazio il pubblico che ci ha seguito da casa per questa puntata. A nome di Mimmo Vita e Claudio De Stefani, naturalmente l'appuntamento è per la prossima trasmissione. Vi aspettiamo a Valle Vecchia!